Ho scelto di diventare maestro artigiano, uno per coronare un po' questi 75 anni di lavoro e poi lo vedo come una grande responsabilità. Io ho 49 anni e ho tantissima voglia di lavorare ancora e questo è quello che voglio trasmettere anche ai giovani. Non pensiamo subito al denaro, alla pensione, a quanto guadagno questo mese, ma pensiamo a imparare un mestiere. Confartigianato Vicenza ci ha proposto questa possibilità. Leggendo i requisiti ho visto che appunto ho fatto tutto il necessario per potermi candidare. Questo titolo sicuramente corona tutti gli sforzi di corsi e tutto quello che abbiamo costruito in questi ultimi anni di lavoro. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché ho avuto modo di insegnare nel mio percorso di carriera moltissimo e ho avuto tantissimi stage nella mia sartoria e quindi lo considero un valore aggiunto. Mi ha reso orgoglioso e mi dà un stimolo in più per continuare questa mia attività. Il maestro artigiano per me è l'insegnamento che si deve dare ai ragazzi ogni giorno, essere costante, ogni giorno il ragazzo entra in officina e la sera deve sapere qualcosa in più. Quando tu riesci a fare questo, sicuramente puoi ambire a essere un maestro. Il titolo di maestro artigiano è sicuramente un titolo prestigioso, per cui devo dire esserci arrivato anch'io mi investe di una ulteriore gratificazione ma anche di responsabilità. Personalmente in prima battuta lo trovo come un dono. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché per noi è un riconoscimento molto importante, visto i sacrifici, vista la dedizione e visto l'impegno che ci mettiamo per la nostra attività, per i nostri dipendenti, per dare un po' di lustro al nostro modo di essere, perché ormai essere meccanico e letrato per noi è diventato un modo di essere. Ho scelto di diventare maestro artigiano per vari motivi. Ho visto tramite la newsletter del Confartigianato questa possibilità e l'ho accolta al volo. Penso che sia il raggiungimento, un traguardo che va ad premiare ciò che ci ho messo in questo lavoro, la passione, tempo. Spero che sia anche l'inizio di una nuova prospettiva, di una nuova opportunità di poter trasmettere la mia passione, le mie conoscenze a magari qualche giovane che non sa di preciso cosa fare. Magari gli si accende una lampadina e perlomeno dice: perché no? Proviamo.